Chiusura con un miglio per 11, 1 Delise TC, 2 Elizabeth Queen, 3 Dodi di Glatigne, 4 Coriolano Pelle, 5 Dobardaghi, 6 Cameliast, seconda linea, 7 Sterbo Scaiai, 8 Neola Gaitrebbe, 9 Ergoleste, 10 Caos LL, 11 Elora Mo. Cavalli partiti con Elizabeth Queen in vantaggio, Coriolano Pelle che attacca ma Elizabeth mantiene la testa. L'errore di Caos LL. Numero 10 Caos LL squalificato. E sulla piegata Elizabeth Queen in testa su Coriolano Pelle, mentre all'esterno vediamo Dobardaghi che si porta su Elizabeth Queen dopo 300 metri di gara e va ad affiancarla al completamento del quarto in 30,8. All'esterno c'è anche il numero 8, Enola Gaitrebbe. Intanto 46,5 per i primi 600, andatura ora rallentata con un 15,7 in curva. Elizabeth Queen e Giuseppe De Filippis in vantaggio nei confronti di Coriolano Pelle, all'esterno Dobardaghi, in schiena Enola Gaitrebbe, la terza ruota di Elora Mo che viene via con coraggio dalle retrovie dopo un giro in 1, 1 e 3. Cavalli ora al completamento del chilometro. In vantaggio è sempre Elizabeth Queen, Dobardaghi percorsi esterni, Coriolano Pella all'attesa, la squalifica intanto per Ergolest, lo scatto in terza ruota di Vasterbo Scaiai che va su Elizabeth Queen costringendola ad accelerare. Vasterbo Scaiai deciso all'esterno, a contatto Coriolano Pelle, poi Dodi di Glatigne. Vasterbo insiste su Elizabeth, si sta avvantaggiando l'ingresso in addirittura d'arrivo. Vasterbo Scaiai che nel tratto conclusivo prende vantaggio su Elizabeth Queen e viene a concludere facile. Secondo posto per Elizabeth Queen, al terzo finisce Delise TC che piega Coriolano Pelle. 1,15,8 il ragguaglio conclusivo con un bel 30 ancora a chiudere. Bel primo piano per Vasterbo Scaiai che Lorenzo Talpo Junior porta alla vittoria con un bel mezzo giro finale. Numero 7 di Vasterbo Scaiai dunque al primo posto, in sediolo Lorenzo Talpo Junior per conto di Marco Azzaroni e del signor Luigi Starace.